Il Marsala 1912 esce sconfitto 3-0 dal Paolo Marino di Castelvetrano al termine di un match giocato male al cospetto di una Folgore ben organizzata, scesa in campo con la giusta cattiveria agonistica e determinata a conquistare l'intera posta in palio. Il rigore, decretato dal signor Daniele Picciucco, giunto da Campobasso dopo pochi secondi dal fischio d'inizio e trasformato da Camarà, ha indirizzato la gara sui giusti binari per i ragazzi di mister Iacono, che al 35esimo hanno raddoppiato con Touré e al 48esimo sempre con Touré hanno calato il tris, chiudendo definitivamente la partita. Pronti via, e su un disimpegno di testa di 5 mani Genesio viene anticipato da Mannina, che scambia con ala e va giù in area di rigore. Non ha esitazioni il direttore di gara, che decreta il rigore e ammonisce il difensore azzurro. Dagli 11 metri si presenta Camarà, che beffa Furnari con una conclusione centrale. 1-0 e festa in campo per i giocatori rossoneri. Sulle ali dell'entusiasmo la Folgore si porta in avanti e su un bel traversone di Mannina Subutan non riesce a trovare una spettacolare deviazione di testa. Al 23esimo la prima incursione offensiva del Marsala Mangiolacina parte sul filo del fuorigioco servito da Trifolò, ma da buona posizione calcia alto con il mancino. 3 minuti dopo, bella serpentina di Pisciotta che salta un paio di giocatori e calcia a rete. La palla, deviata da 5 mani, carambola sui piedi di ala, che viene fermato in corner da un provvidenziale intervento di Capitan Genesio. Sugli sviluppi del corner Furnari allontana con i pugni. Al 29esimo Genesio anticipa Subutan toccando la palla di mano e rimedia il giallo. Sulla successiva punizione lo stesso Subutan fa un'ottima sponda per Pisciotta, quest'ultimo di testa mette in movimento la corrente Touré, che da buona posizione calcia centrale tra le braccia di Furnari. Il raddoppio però è solo questione di minuti. Bello schema su corner con Pisciotta che manda il tiro cross Camarà, perfetto inserimento di Touré che calcia di prima intenzione. Furnari respinge centrale e per il numero 17 si spalanca la porta per un facile tap-in. 2-0 e Marsala in palese difficoltà. Gli azzurri provano a chiudere in avanti, anche se non riescono a fare male. Prima ci prova Martorana con un tiro a giro che si spegne ampiamente alto sulla traversa, poi sugli sviluppi di una punizione Mangiolacina reclama un rigore, ma l'arbitro lascia giocare e in pieno recupero Giardina ci prova direttamente da corner, ma la palla viene allontanata dalla retroguardia avversaria. La ripresa inizia in modo analogo al primo tempo, pronti via e gol della Folgore che cala il tris. Un rilancio in avanti mette in movimento ala che di prima intenzione serve Subutan, ottima verticalizzazione di quest'ultimo che chiude il triangolo e perfetto cross del numero 16 per la corrente Touré, che approfittando del mancato intervento di Mazzeo prima e Martorana dopo, da pochi passi mette dentro la rete del 3-0 e perfeziona la doppietta personale. Al 51esimo minuto si complicano ulteriormente le cose per il Marsala. Genesio, già ammonito, ferma a centrocampo il diretto avversario in modo falloso. Per il signor Picciucco non ci sono dubbi, secondo giallo ed espulsione per il capitano azzurro. Sotto di 3 gol e di un uomo i ragazzi di mister Brucculeri soffrono. Al 54esimo la Folgore prova ad affondare sull'auto di destra, ma Giardina capisce tutto e ferma l'azione. Un minuto dopo il Marsala protesta per un fallo in area rossonera, ma ancora una volta l'arbitro lascia giocare. Al 57esimo conclusione dal limite di Subutan, neutralizzata in 2 tempi da Furnari. Al 64esimo Folgore vicinissima al quarto gol con un'azione simile a quella che ha portato al 3-0. Questa volta Furnari è strepitoso a chiudere su Subutan ben imbeccato da Gomez. Al 76esimo Pisciotta si mette in proprio e dopo aver ricevuto in aria si libera per la conclusione, ma la palla si stampa sul palo. All'83esimo un ulteriore tegola si abbatte sul Marsala. De Luca mette male il piede e si accascia sul terreno di gioco. Si capisce subito che l'infortunio è più grave del previsto, con il numero 9 entrato ad inizio ripresa costretto ad uscire dal campo lasciando i compagni in 9 poiché mister Brucculeri aveva esaurito i cambi. Per dovere di cronaca va menzionata l'espulsione di Priola, anche la sua per doppia munizione, che ha macchiato un pomeriggio perfetto per la Folgore Castelvetrano. Una sconfitta per il Marsala 1912, figlia di una brutta prestazione contro una compagine ben organizzata e più determinata. Nel finale, bel gesto di fair play di Baiata che accompagna De Luca negli spogliatoi in spalla tra gli applausi del pubblico presente al Paolo Marino.